27 maggio 1965. Muore a 66 anni Antonio Ligabue. La vita del pittore è segnata da un'infanzia difficile, non conosce il padre e sua madre è emigrata in Svizzera. Adottato e poi denunciato dalla stessa madre adottiva per i suoi comportamenti spesso aggressivi, Antonio Ligabue entra ed esce da case di cura e manicomi fino al 1948, anno in cui la critica e i galleristi cominciano a interessarsi a lui e alle sue opere intense, coloratissime, espressionistiche e naif al tempo stesso. Ligabue diventa famoso, vince premi, vende quadri, trova amici che lo ospitano, si girano film e documentari su di lui, ma non riesce comunque a scrollarsi di dosso il suo enorme disagio. Colpito da paresi nel 1962, Ligabue continua comunque a dipingere fino alla sua morte.